Bene, cambiamo pagina, parliamo in questo caso di cura del territorio. Mentre andiamo in onda è in corso il primo Festival della Bonifica a San Donà di Piave, curato appunto da Ambi Veneto, il servizio. 4 giorni, 8 spettacoli in piazza, 5 convegni scientifici e poi mostre, mercatini, tour ed esposizioni dedicate al rapporto tra uomo e territori di pianura. Ha inaugurato in questi giorni Terre Evolute, il Festival della Bonifica organizzato da Ambi Veneto e dall'Università degli Studi di Padova, che terrà banco a San Donà di Piave fino al 27 maggio. Non è un caso che si voglia a San Donà, anche perché a San Donà nel 1922 è nata la bonifica integrale, nuova bonifica integrale, e nel 2022 faremo il centenario di questo evento, per cui partire da qui significa ritornare alle nostre radici, capire l'evoluzione del nostro mondo e guardare avanti nel continuare ad essere evolutivi e innovativi come lo siamo da sempre. È evidente che noi ci stiamo prendendo in mano una realtà e gestiamo un territorio importante, dall'ambiente all'acqua, alla difesa idraulica, all'irrigazione, quindi un mondo che gira intorno all'acqua importantissimo e che va rivalutato, che va portato all'attenzione del pubblico e che forse a volte ci conosce poco. Un evento che tratterà tematiche legate al territorio e al paesaggio e che ha incontrato fin da subito il patrocinio della Regione Veneto. La Regione è a fianco ai consorzi di bonifica per questa nuova sfida. Ricordo e mi preme sottolineare che lo scorso anno il Consiglio regionale ha approvato la legge 14 del consumo del suolo zero, che va verso questa direzione: salvaguardare il territorio idraulico, liberarci possibilmente da quegli ecomostri che ci sono nei nostri territori veneti per una rimodernizzazione urbana e quindi che contemperi appunto anche il credito edilizio, un recupero nella sostenibilità, che è ovviamente l'obiettivo di tutti noi. Un appuntamento che include la partecipazione di 11 consorzi di bonifica e che è supportato dal coordinamento nazionale Ambi, che ha inserito il festival nei grandi eventi. Il Veneto, insieme ad altre regioni del nord Italia, è una delle regioni più evolute del nostro territorio, anche soprattutto dal punto di vista economico. Se questa economia, questo sviluppo del territorio negli anni c'è stato, è grazie al lavoro quotidiano dei consorzi di bonifica e che lavorano quotidianamente per garantire la sicurezza di questi territori. Allora tutto questo, insieme ai cambiamenti climatici che purtroppo stanno facendo da padrone, stanno dimostrando tutta la sua arroganza e la cattiveria rispetto a un territorio che è fortemente mutato, non solo per i cambiamenti climatici ma soprattutto per le forti urbanizzazioni che abbiamo avuto, i consorzi di bonifica hanno saputo accompagnare, in particolare nel Veneto, questo l'hanno saputo fare in modo eccellente, questi cambiamenti. Un evento che radunerà oltre 40 esperti da tutta Italia e che è stato curato dalla professoressa Elisabetta Novello, docente di storia economica presso l'Università degli Studi di Padova. Questo evento è stato organizzato in modo che sia un evento coinvolgente di tutta la popolazione, quindi abbiamo già più di 2000 iscritti a tutti i nostri eventi, che siano di tipo scientifico come quello che si inaugura stamattina, ma anche i vari tour che sono stati organizzati nel territorio, così come gli spettacoli che avremo modo di vedere nelle serate. Un intero territorio che guarda questo evento nella prospettiva che da qui parta e si rivitalizzi un rapporto nuovo e diverso con il territorio.